Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Assolto con formula piena l'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Francesco D'Agostino, accusato di intestazione fittizia di beni nell'ambito dell'operazione Alchemia. Si chiude, ha detto, un periodo orribile. La Corte d'Assise di Cosenza ha condannato a 30 anni di reclusione Paolo Di Profio, l'infermiere accusato dell'omicidio della dottoressa Annalisa Giordanelli, uccisa a Cetraro nel gennaio del 2016. Cittadini e sindaci in piazza alla Lamezia Terme per chiedere il ripristino dei voli all'aeroporto Sant'Anna di Crotone, territorio penalizzato, annunciate nuove proteste. Centinaia di persone questa mattina in fila al centro per l'impiego a Cosenza, lunghe attese per accedere alla dote lavoro, le storie di giovani disoccupati e precari. Lettera aperta di una malata di fibrosi cistiche in attesa di trapianto, il centro di Lamezia Terme in emergenza, appello di Lucia alle istituzioni, ho paura. Arrestato a Cosenza l'autore della rapina ai danni di un'anziana signora, la donna aggredita all'uscita della chiesa, nei guai un 22enne. Presentato a Reggio Calabria il registro tumori, resi noti i dati sul territorio, sono 8.155 i casi tra il 2010 e il 2012. Le maschere protagoniste del fine settimana in Calabria, a Castrovillari l'incoronazione di Re Carnevale. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque la cronaca in apertura, assolto con formula piena al termine del processo con rito abbreviato l'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Francesco D'Agostino, coinvolto nell'inchiesta Alchemia, è accusato di intestazione fittizia di beni. Si chiude, ha detto, un periodo orribile. Sentiamo. Era stato coinvolto nell'operazione Alchemia contro le cosche di 'Ndrangheta, Raso, Gullacio Albanese e Gemoni a Cittanova. L'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco D'Agostino, secondo la DDA sarebbe stato un prestanome dei clan, ma oggi è stato assolto con formula piena dal GUP di Reggio Calabria al termine del processo celebrato con rito abbreviato scaturito dall'inchiesta scattata il 19 luglio del 2016 e che ha fatto luce sugli affari e i rapporti dei Raso Gullace, clan che insieme ai Parrello Gagliostro, dopo gli anni delle faide, ha costruito un impero con base nella piana di Gioia Tauro e tentacoli imprenditoriali in tutto il nord Italia. D'Agostino, nella sua qualità di proprietario dell'azienda Stocco e Stocco, era accusato di intestazione fittizia di beni aggravata dalle finalità mafiose. Il PM aveva chiesto per lui una condanna a 3 anni di reclusione, ma per il GUP D'Agostino è innocente. Assolti da ogni accusa perché il fatto non sussiste anche i 2 funzionari della Commissione tributaria di Reggio Calabria, Annunziato Vazzana e Salvatore Mazzei. Oggi giustizia è stata fatta, ha commentato dopo l'assoluzione Francesco D'Agostino. Io sono stato accusato di intestazione fittizia, è un'accusa ingiusta sulla mia persona e sulla mia azienda, anche sui miei collaboratori, che abbiamo fatto dei sacrifici per oltre 20 anni a portare questa azienda a livello internazionale, però la soluzione è arrivata adesso, oggi, verso le 15, ma la mia soluzione c'era già stata dal GIP, quando il GIP ha detto che il sottoscritto non era prestanome di nessuno. Quindi già di allora era sottinteso che l'azienda era di Francesco D'Agostino. E al termine del processo con rito abbreviato è stato condannato invece a 30 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Cosenza Paolo Di Profio, che 2 anni fa uccise a Cetraro l'ex cognata, la dottoressa Annalisa Giordanelli. 30 anni di reclusione è la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Cosenza nei confronti di Paolo Di Profio, l'infermiere 48enne accusato dell'omicidio dell'ex cognata Annalisa Giordanelli. La donna, lo ricordiamo, fu uccisa a Cetraro nel gennaio del 2016. L'uomo la riteneva responsabile del fallimento del suo matrimonio. Quel giorno di 2 anni fa la incontrò mentre faceva jogging, la colpì ripetutamente con un piede di porco e la uccise. A distanza di poche ore l'ex cognato confessò di essere l'autore dell'omicidio e oggi la condanna dell'uomo al termine del processo con rito abbreviato. Sindaci e cittadini in piazza alla Lamezia Terme in difesa dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone chiedono il ripristino dei voli.
I bus crotonesi irrompono sulla scena alla Mezzia Terme, come annunciato da settimane, e l'effetto è quello voluto da cittadini e sindaci della fascia ionica che vogliono far rumore e chiedere una volta per tutte la riapertura dell'aeroporto Sant'Anna. La protesta, che ha condotto 500 persone nello scalo lametino, è rivolta alla Sacal, che gestisce questa fase complicata della vicenda, quasi beffarda negli ultimi tempi, tra annunci, rinvii e bidoni da parte della compagnia alla quale ci si era rivolti per far decollare di nuovo lo scalo dopo un anno di stop. Molto hanno fatto i comitati di cittadini, che non si sono fidati del nuovo corso. Istituzioni, politiche e sindacati stanno recuperando terreno, ma il tempo intanto passa inesorabilmente. Siamo qui a ribadire per l'ennesima volta la necessità di un territorio che ha il diritto a una mobilità per un'infrastruttura ormai chiusa da qualche anno e che bisogna necessariamente riaprirla, visto anche l'impegno che in più occasioni il Presidente Sacal hanno espresso, per non dimenticare poi che sono titolari di un bando vinto che comunque li impegna ad aprire questa importante infrastruttura. Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, guida la pattuglia dei primi cittadini. A questa manifestazione pacifica seguiranno altri atti, annuncia. C'è chi propone di incatenarsi ai cancelli della Sacal. Noi siamo qui per un sit-in civile, non abbiamo intenzione di fare manifestazioni che non abbiano il tenore legale, però vogliamo che sia forte la protesta e seguirà questa protesta a tutte le altre iniziative che abbiamo già programmato. Che mi risulti non c'è alcun contratto firmato, altrimenti avremmo fermato la manifestazione. Lo abbiamo chiesto, oggi non c'è niente, noi staremo qui. Sono circa 260 milioni di euro che la Regione ha previsto di investire nel sistema della depurazione calabrese attraverso 266 interventi. Investimenti per 260 milioni di euro per risolvere i problemi della depurazione in Calabria. Il governatore Oliverio, affiancato dall'assessore Musmanno e dal DG Palleria, a Catanzaro ha illustrato i dettagli degli interventi, in tutto 266, che serviranno a risolvere i deficit depurativi e fognarii. Noi abbiamo operato innanzitutto una mappatura di tutta la situazione calabrese, impianto per impianto, comune per comune. Abbiamo con una task force fatto la fotografia della situazione precisa, attendibile, rispondente a quella che è la realtà, e abbiamo definito un programma quadro relativamente alla costruzione di un sistema della depurazione in Calabria. Ogni comune potrà contare su circa 40.000 euro subito disponibili per affrontare situazioni urgenti. Saranno 138 gli interventi per la prima delle 2 delibere licenziate, 108 di questi riguarderanno gli agglomerati urbani già in procedura di infrazione e 30 in procedura di preinfrazione. Piano complessivo che vede sia interventi per risolvere situazioni emergenziali rilevate dalla Commissione europea e le rilevazioni di preinfrazione che sono state comunicate dal Ministero dell'Ambiente nel mese di novembre del 2017, ma abbiamo anche deciso di completare il piano anche indicando tutto il resto degli interventi per avere un quadro complessivo e provare per la prima volta in Calabria ad agire secondo una logica di programmazione e di gestione quindi non dell'emergenza. Lunghe code al centro per l'impiego a Cosenza, giovani e precari in attesa di poter accedere alla dote lavoro, le loro storie raccontate ai nostri microfoni. Sentiamo Gianluca Pasqua. Un centinaio di persone in fila al centro per l'impiego di Cosenza. Qualche momento di tensione, tanta pazienza e le speranze di chi vuole un lavoro, il primo o un altro dopo il licenziamento. Stella, con un po' di fatica, ha ottenuto il pezzo di carta che le serviva. Sì, sono riuscita, però devo dire che l'organizzazione è veramente pessima per quanto mi riguarda. Il lavoro ce l'ho, ho un contratto di 2 mesi, ma tra poco mi scadrà, quindi spero per il meglio. Giovanna e Antonella sono altri esempi di precarietà. Oggi certificano la propria disoccupazione, sperando che arrivi presto una nuova chiamata. Abbiamo già fatto la richiesta al CAF e adesso siamo venuti qui per fare la scheda anagrafica e quant'altro, tutto quello che ci serve. Anche ieri siamo venute qua, però ci hanno mandato via. Lavoravo al call center. Speriamo sempre in un qualcosa di, comunque, di trovare qualcos'altro. Se ci chiamano poi meglio ancora, insomma.
Sono giorni difficili negli ex uffici del lavoro. In altre province si fa la fila anche di notte per sbrigare la propria pratica. In Umbria e in Abruzzo si sono registrate liti e risse. Il direttore del centro di Cosenza va su e giù tra le postazioni. C'è una corsia preferenziale per disabili e altri soggetti svantaggiati. Il resto è una bolgia per la quale non si può che chiedere scusa. Questo è dovuto alla nuova riforma e alla nuova applicazione del sistema informatico che la Regione Calabria ci ha dotato. Cosa vuol dire? Che mentre prima riuscivamo in 7-8 minuti a elaborare i dati per ogni cliente e quindi estrapolarne il grado di disoccupazione, oggi dobbiamo allinearci con questi dati all'ANPAL. L'ANPAL è l'Agenzia Nazionale Politiche Attive, quindi richiede un'operatività che va dai 30 ai 40 minuti. Nuovi percorsi e nuove regole, ma queste strade cosa portano in tasca e per quanto tempo? Per quanto riguarda la dote hanno la possibilità, perché sono 3 le misure, può essere un accompagnamento oppure un percorso di formazione, quelli sono strettamente pagati dalla Regione Calabria per effettuare quel percorso formativo, mentre se riescono ad ottenere un tirocinio formativo chi partecipa alla dote può avere per questi 6 mesi di tirocinio formativo fatto in azienda un rimborso spese di 400 euro. Per quanto riguarda invece la mobilità in deroga, che ancora il bando non è uscito ma ci stiamo già preparando, i tirocini formativi che sono terminati hanno avuto una durata di 6 mesi con 800 euro al mese come rimborso, mentre per la nuova politica che sta applicando si sono allungati i tempi, avranno la possibilità di effettuare un tirocinio formativo di 12 mesi e avere però come riconoscimento 500 euro. Io spingo maggiormente per i tirocini da fare nelle aziende private, perché facendo un riscontro su ciò che è successo l'anno scorso, diciamo che un buon 50% dei ragazzi che hanno effettuato un percorso di formazione, sia in garanzia giovane, sia nelle aziende di mobilità in deroga, sempre private, hanno avuto la possibilità di restare. A noi sembra tutto chiaro, ma per chi si ritrova senza lavoro a una certa età non è facile comprendere e avere fiducia. Cosa faceva? Operaio. E adesso trova difficoltà? Così. Purtroppo è così. Ha capito questo sistema? È troppo un po' complicato. Si chiama Lucia, abita a Cassano allo Ionio nel Cosentino, è ammalata di fibrosi cistica, è in attesa di trapianto. Il centro di Lamezia in questo momento è in emergenza, c'è un solo medico e lei scrive: ho paura. Sono il marito di una paziente di fibrosi cistica qua a Lamezia Terme. Il problema degli spostamenti diventa eccessivo perché mia moglie è pure in lista di trapianto. Prendere un aereo con l'ossigeno non è tanto facile, quindi bisognerebbe spostarsi in macchina, andare a Milano, Torino, dove bisogna andare, in macchina. In aereo c'è un costo eccessivo spostarsi con le bombole dell'ossigeno. È il marito di Lucia a raccontare in diretta telefonica alla nostra TV il dramma che vive la sua famiglia. La moglie, affetta da fibrosi cistica, è in attesa di trapianto. Oggi è lei, in una lettera aperta, a chiedere aiuto. Ho paura, scrive, sono con l'ossigeno 24 ore al giorno. La mia condizione è grave, a me servirebbe tranquillità, cosa che ora non posso avere. La donna è in cura al centro fibrosi cistica di Lamezia Terme, centro di riferimento regionale istituito nel 2014, al momento però è senza medici. Ma com'è possibile, chiede Lucia nella missiva, che possa succedere una cosa del genere? Cosa rimane in Calabria? Voglio che le cose si sistemino, voglio solo vivere per la mia bambina e per mio marito, e non trovo giusto che per queste beghe burocratiche a rischio ci siano le vite di persone innocenti che hanno avuto solo la sfortuna di ritrovarsi dall'altra parte del fil di ferro. A rendere noto lo scritto di Lucia è l'associazione Respirando la Vita, che nei giorni scorsi ha promosso un sit-in di protesta. 140 i pazienti che fanno riferimento al centro di Lamezia Terme, malati e famiglie costretti ad emigrare per sottoporsi alle cure salvavita. I disagi sono enormi. Dalla fibrosi cistica purtroppo al momento non si guarisce. Associazione e pazienti chiedono che il centro possa essere dotato di personale medico stabile, esperto in fibrosi cistica. Bisogna fare presto, perché i casi gravi come quello di Lucia non possono attendere le lungaggini della burocrazia. Il diritto alla salute deve essere tutelato. Qual è la logica di una regione che crea i centri di eccellenza, li fa funzionare per un certo tempo e poi li svuota?
Presentato a Reggio Calabria il registro dei tumori, resi noti i dati sul territorio, sono 8.155 i casi tra il 2010 e il 2012. È stato presentato ufficialmente in prefettura il registro tumori di Reggio Calabria e provincia. Alla cerimonia erano presenti autorità civili, militari e religiose. Finalmente uno strumento utilissimo di cui si dota l'ASP di Reggio Calabria, al quale ha lavorato incessantemente la dottoressa Filomena Zappia, che ha diretto un team di esperti. In apertura di cerimonia il prefetto di Reggio Calabria, dottor Michele Di Bari, ha evidenziato che il registro rappresenta la via maestra per migliorare sempre più la tutela della salute pubblica, e di quanto sarà utile il registro è certo il direttore generale dell'ASP Reggina, dottor Giacomino Brancati, il quale ha ricordato che con l'accreditamento all'AIRTUM, l'Associazione Nazionale dei Registri dei Tumori, è stata raggiunta la copertura quasi totale della casistica oncologica in Calabria. I contenuti del registro, in modo particolare del report 2018, che sintetizza i fatti relativi agli ultimi 2 anni, le cifre sono decisamente allarmanti, sono stati riepilogati dal dottor Paolo Contiero, rappresentante AIRTUM, e dalla già citata dottoressa Zappia, che è responsabile del registro tumori dell'ASP Reggina. Il registro rappresenta una risposta alle numerose richieste che arrivano dai cittadini e consentirà di realizzare strategie di prevenzione e di verifica dell'efficacia delle cure previste dai protocolli. Torniamo alla cronaca. Vibo Valentia è stato arrestato l'autore dei furti alle colonnine di carburanti. Ancora una volta le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono state fondamentali per chiudere velocemente un'indagine ed assicurare alla giustizia l'autore del crimine. È stato questo il lavoro svolto dagli uomini della stazione Carabinieri di Vibo Valentia, che analizzando i filmati sono riusciti a risalire l'autore di diversi furti notturni in alcune aree di servizio per il carburante. E così i carabinieri di Calderara di Reno, in provincia di Bologna, hanno eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Vibo Valentia a carico di Primo Di Nicola, 60 anni. Il provvedimento, come dicevamo, scaturisce dalle indagini dei carabinieri di Vibo Valentia, che all'indomani dei furti ai distributori Esso di Viale Affaccio a Vibo Città e di Via Pizzo a Vibo Marina, avvenuti il 30 luglio scorso, e di località San Pietro a San Calogero, avvenuto in questo caso il 3 settembre, sono riusciti a ricostruire il tutto mettendo a fuoco l'identikit del ladro. Attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, le indagini hanno permesso anche di accertare che i 3 furti erano stati commessi tutti con le stesse modalità. Erano stati effettuati con una Fiat Multipla risultata poi in uso a Di Nicola, che apriva con la relativa chiave le cassaforti degli accettatori self-service senza danneggiarli. La successiva perquisizione presso la sua abitazione permetteva di rinvenire numerose chiavi, di cui una ritenuta compatibile con quelle utilizzate per i furti. Ad inchiodare definitivamente il ladro ci hanno poi pensato le attività tecniche eseguite dai militari, che hanno dimostrato la presenza di Primo Di Nicola in quei luoghi, nelle ore e nei giorni dei furti. Si è conclusa con 5 rinvii a giudizio l'udienza preliminare sui presunti illeciti nella compravendita di un immobile a Castrolibero da parte dell'Arpacal. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Catanzaro. Nel processo, il cui inizio è stato fissato per il 10 aprile, dovranno rispondere tutti di abuso d'ufficio. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Arrestato dalla polizia a Cosenza l'autore di una rapina ai danni di una 70enne nei guai, Diego Spina, 22 anni, il giovane accusato di evasione dai domiciliari e rapina. I fatti risalgono al 28 gennaio scorso, la vittima aggredita in piazza Cappello. Era in malattia dall'ottobre scorso, ma continuava regolarmente a svolgere un secondo lavoro per un CAF. Un 45enne è stato denunciato per truffa dalla Polizia di Stato, l'uomo dipendente di una società di riscossione tributi per conto di enti locali. I finanzieri di Vibo Valentia hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente nei confronti di un imprenditore per un importo pari a circa 350.000 euro. La misura è stata disposta al termine di una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società operante nel settore del noleggio di automezzi e di movimento terra. Il rappresentante della società è stato segnalato alla procura per il reato di dichiarazione fraudolenta previsto dalla normativa penale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
3 persone sono state arrestate dalla polizia a Reggio Calabria con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un parente. Gli agenti delle volanti e della squadra mobile sono intervenute nel quartiere Ravagnese per un accoltellamento. La vittima, Carmelo Genovese, 39 anni, è stata aggredita al culmine di una lite in famiglia e colpita all'addome. L'uomo è stato sottoposto ad intervento chirurgico nel reparto di chirurgia degli ospedali riuniti, dove si trova in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L'Arma dei Carabinieri in una partecipata cerimonia ha voluto ricordare a San Luca il brigadiere Tripodi, un eroe moderno. A 33 anni dall'omicidio del brigadiere dei Carabinieri Carmine Tripodi, l'Arma e San Luca hanno voluto ricordare il valoroso sottufficiale. Questa mattina alle 10:30 una prima cerimonia con la deposizione di una corona di fronte al monumento realizzato in memoria del brigadiere. Alle 11 nella chiesa di Santa Maria della Pietà di San Luca una santa messa officiata dal vescovo di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva. E poi un'altra deposizione di corona di fronte al monumento realizzato nella piazza centrale del paese Preaspromontano. All'importante e significativa giornata hanno partecipato le più alte autorità civili, militari, religiose e giudiziarie del distretto di Reggio Calabria e del circondario di Locri. Un simbolo della lotta all''ndrangheta, il brigadiere Tripodi, nato in provincia di Salerno, si arruolò nel 1977, il primo incarico a Bianco. Poi a gennaio dell'82 divenne comandante della stazione di San Luca. Arginò l'ondata dei sequestri, riuscì a catturare i sequestratori dell'ingegner De Feo, ma soprattutto appose la sua firma su importanti indagini contro i Mamma Santissima dell''ndrangheta. Morì in un agguato il 6 febbraio dell'85. 3 sicari gli esplosero contro diversi colpi di pistola. Lui rispose al fuoco, ne ferì almeno uno, poi morì, ma il suo ricordo resta vivo, come il suo esempio. La Camera di Commercio di Cosenza ha riunito il Parlamento delle Imprese per discutere di etica e legalità. Giustizia ed etica, presupposti fondamentali dell'attività di impresa. Su questo tema si è riunito il Parlamento delle Imprese della Camera di Commercio di Cosenza, che ha ospitato il coordinatore regionale di Libera, Don Ennio Stamile. Il sacerdote è stato recentemente, per l'ennesima volta, fatto oggetto di minacce da parte della criminalità organizzata. L'etica nelle imprese è importante soprattutto alle nostre latitudini, perché sappiamo bene che purtroppo a fronte di quei pochi imprenditori, insomma, che hanno non solo il coraggio della denuncia, ma come si suol dire di avere le carte in regola, ce ne sono purtroppo altri che invece preferiscono altre strade, le strade, insomma, della collusione, le strade di predisporsi a offrire il loro nome ad altri contesti che sappiamo poi essere contesti 'ndranghetisti. L'etica nell'impresa è fondamentale se vogliamo purificare, bonificare la nostra economia, gravemente inficiata dai grandi capitali che l''ndrangheta riesce a mettere, in campo. È necessaria però una volontà politica precisa per sviluppare gli anticorpi a certi fenomeni, è stato sottolineato nel corso dell'incontro. Importanti sono anche i protocolli realizzati con le prefetture per il controllo delle imprese partecipanti ai bandi dei grandi appalti. La legalità la devono fare tutti i cittadini. È un qualcosa che non deve essere uno slogan, un qualcosa che deve stare in noi, e in realtà noi andiamo nella società civile come Don Ennio a poterne parlare e parlarne con le imprese per un discorso morale ma anche un discorso sociale. Deve essere una cosa normale, cioè non deve essere la legalità perché va cercata a tutti i costi la legalità per avere visibilità. La legalità è il buon padre di famiglia, il buon padre di famiglia, che sia il presidente che sono io, che sia un dirigente, che sia un dipendente, che sia anche chi apre in realtà la mattina il portone. A Castrovillari adesso per il Carnevale. Con l'incoronazione di Re Carnevale, l'evento carnascialesco più famoso della regione, giunto alla 60ª edizione, si entra nel vivo della manifestazione castrovillarese, la più longeva del meridione d'Italia. L'evento valorizza per come vuole rigorosamente la tradizione, il mascheramento, peculiarità e vera attrazione del Carnevale del Pollino, che si inserisce a pieno titolo tra le manifestazioni più gradite della regione Calabria e tra quelle storicizzate del MIBACT. L'impostazione organizzativa
l'iniziativa, l'espressione culturale, la longevità, la grande partecipazione di pubblico rendono oggi il Carnevale di Castrovillari uno dei più grandi eventi invernali calabresi, inserito dal Touring Club tra i più importanti carnevali d'Italia. L'incoronazione è una cerimonia che si lega a quello che è la vera tradizione del nostro carnevale e pertanto quello che sono i veri significati di questo che è il mascheramento. E giovedì grasso era il giorno dell'incoronazione, lì dove il re acquisisce quello che è il potere della città. Ritornando all'incoronazione di Re Burlone, il corteo con in testa 2 componenti del gruppo della Proloco con i tradizionali vestiti del Cuzzo e della Pacchiana, con in mano le chiavi della città e la neoeletta madrina del Carnevale, Giada Sartori, con al seguito i figuranti del corteo Palio dei Ciucci di Laino Borgo, partito da Canal Greco con Re Carnevale sul carro trainato da 2 buoi, seguito dalla Quaresima, dalla banda dei Pulcinella, dal popolo del Carnevale e giunto nella centralissima piazza Municipio, dove ha avuto inizio la teatrale diatriba in vernacolo tra Re Carnevale e la Quaresima a cura della compagnia teatrale I Pirrupaine. Alla presenza del presidente della Proloco Eugenio Iannelli si è tenuto il tradizionale rituale dell'incoronazione e la conseguente simbolica consegna delle chiavi della città da parte del primo cittadino al Re Burlone, che ha aperto di fatto la porta della gioia e del mascheramento, che durerà fino a martedì grasso 13 febbraio. E a Cosenza Carneval Art. A Cosenza si è rinnovata la celebrazione del Carnevale all'insegna della partecipazione attiva delle scuole cittadine, una formula già collaudata dall'amministrazione comunale, che ha visto protagonisti della festa più allegra dell'anno gli alunni con i loro insegnanti e le loro famiglie. La sfilata, con colori e tematiche diverse per ogni scuola e un mix di ispirazioni in un'atmosfera gioiosa, è partita da Piazza Bilotti e ha invaso il centro cittadino con la festosa energia che solo i bambini riescono a trasmettere. Carneval Art 2018, questo è il titolo dell'evento, non è una manifestazione fine a se stessa, ma è una vera e propria festa della condivisione con i piccoli cittadini, impegnati in prima persona a realizzare abiti e coreografie. La sfilata, infatti, è il momento conclusivo di un workshop di classe in cui gli alunni apprendono e si sentono creatori e protagonisti, un modo molto efficace e divertente per stimolare la creatività e l'aggregazione attraverso il lavoro di gruppo e per sensibilizzare le giovani generazioni su tematiche sociali importanti, quali ad esempio l'ambiente o il razzismo. Dopo aver attraversato l'isola pedonale, la sfilata ha deviato verso il ponte di Calatrava a San Francesco di Paola, dove l'evento si è concluso con una grande festa. In chiusura le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Una perturbazione collegata a un minimo depressionario in formazione a sud della Sicilia risalirà verso nord-est tra la prossima notte e la giornata di domani, interessando soprattutto i versanti ionici della Calabria. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione, piogge su Reggino, Catanzarese e Crotonese moderate, localmente anche forti, nevicate su Aspromonte, Serra e Sila sopra i 1100-1300 metri. Precipitazioni più deboli su Vibonese e Lametino, fenomeni rilevanti sul Cosentino Tirrenico. Temperatura in lieve diminuzione. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti ovunque nord-orientali, forti sullo Ionio con mare tra molto mosso e agitato, moderati sul Tirreno con mare mosso. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, appuntamento a domani. E grazie per l'attenzione, buona serata, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.